Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Ha avuto purtroppo un tragico epilogo la vicenda di Andrei Boichenko, ventenne residente a Mestre di origini russe, che poco dopo le 17 di ieri pomeriggio è caduto nelle acque del lago di Morto a Vittorio Veneto senza più riemergere. Il corpo del giovane è stato ritrovato dai sommozzatori a 56 metri di profondità. Secondo le prime ricostruzioni, il ventenne è caduto da un materassino e nonostante i tentativi di risalire è stato risucchiato dalla corrente. Gli amici che erano con lui si sono tuffati in acqua per raggiungerlo e prestargli soccorso, ma non ci sono riusciti. Ancora cronaca. Stamattina gli agenti della polizia locale del comando di Jesolo hanno fermato 2 stranieri residenti in Italia, ritenuti responsabili di un incidente verificatosi a Ferragosto in città. Quel giorno 2 auto si erano scontrate lateralmente mentre percorrevano via Ceolotto, ma solo uno dei 2 guidatori si era fermato mentre l'altro si era allontanato. Il primo aveva quindi allertato la polizia locale fornendo i pochi elementi di cui disponeva per rintracciare il secondo veicolo, individuato oggi. All'alto intimato dagli agenti, tuttavia, il veicolo non si è fermato, facendo scattare così l'inseguimento, che si è concluso poche centinaia di metri dopo, con l'intervento di 3 pattuglie. I 2, un 21enne e un 19enne, sono stati fermati, identificati e sottoposti ai controlli di rito e dovranno rispondere dei reati di omissione di soccorso, fuga e resistenza pubblico ufficiale. Il veicolo sul quale viaggiavano è stato sottoposto a sequestro. E nel pomeriggio di giovedì 17 agosto è stato predisposto un servizio straordinario interforze nel quartiere Piave di Mestre, disposto dal questore di Venezia Gaetano Bonaccorso, con la partecipazione di equipaggi della Questura di Venezia, della Polizia Ferroviaria, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Venezia. In particolare, nel corso del servizio svoltosi, come detto a Mestre, sono state controllate più di 100 persone. All'esito di tale attività, 2 soggetti stranieri, entrambi già noti al personale operante ed irregolari sul territorio nazionale, sono stati colpiti da provvedimento di espulsione. Un altro soggetto inoltre è stato deferito all'autorità giudiziaria per inosservanza al foglio di via obbligatorio. Tutti i dettagli dell'operazione nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Tra il 2019, anno pre-pandemico, e il 2023, il nostro paese ha registrato un livello di crescita nettamente superiore a quello registrato dai principali paesi europei nostri competitor. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Ancorché le distanze tra le nostre regioni siano millimetriche, per così dire, nel 2023 a trainare la crescita del PIL sarà la Lombardia con una previsione di crescita del più 1,29%. Segue il Veneto con il più 1,24%. A livello provinciale, invece, guida la graduatoria della crescita 2023 Ascoli Piceno con un incremento del valore aggiunto rispetto all'anno scorso del 2,10%. Seguono Milano con il più 1,86%, Venezia e Trapani entrambe con il più 1,85%. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.